poi tornerà venerdì dopo la formazione italiana. E c'è quasi il ne ha sbagliati due, quindi cambiamo tiratore, andiamo alla conclusione, andiamo al gol del pareggio dell'Italia con Checco Compagno, che dunque trasforma al Forte dei Marmi dopo le interviene anche Gnata, non c'è il fallo per l'arbitro francese, pallina che rimane lì, pallina che entra non so come, non so quando, anch'io non ho capito come è entrata. Comunque una deviazione, qui un tiro avventato di Barbieri, attenzione perché subiamo il contropiede, Gavioli sulla sinistra con Cocco che ha spazio per andare al tiro, la conclusione di Elia Cicchini che ruba la pallina, porta avanti Malagoli, questo break, bel tiro Antonioni che non ci arriva, c'è il fallo, tiro di diretto. Sotto, tiro diretto, pareggiare, formazione di Ale Bertolucci. Ora prova con il tentativo, un bel gancio contro gancio, non riesce. Era una bellissima occasione per tornare in parità e il gol però Gavioli, visto che non c'è riuscito sul primo, ci proviamo sul secondo e andiamo a segnare il gol del pareggio con Gavioli. Dato Raffa Costa entra in area da solo, arriva anche alla prima resa dei conti in questa prima partita amichevole. Bel tiro ancora per il Portogallo, controattacco di Souto, anzi di Magalhães, pallina che il gol. Attenzione però perché qui andiamo in contropiede noi, Gavioli a tu per tu, grandissima occasione. Rodriguez dello stretto con Alves, ancora il bomber si cerca di girare con una mano, tira che a supporto Cocco, c'è libero Malagoli 1 contro 1, Andrea Malagoli, alzata e schiacciata, il gol di Malagoli, alzata e schiacciata. Qui però il Portogallo l'ha presa veramente male perché era schiacciata tutta in avanti. Arrabbiatissimo Garrido, furente veramente per questo buco. Malagoli velocissimo, serve Cocco in avanti, Cocco da solo, gol! 4-2, gol! Volevo tenerla per altre partite, però insomma, questo è il secondo contropiede regalato.